Al termine del tempo pasquale, che culmina con la festa di Pentecoste, la liturgia latina ha collocato la festa della Santissima Trinità, una festa teologica che vuole richiamare all'attenzione dei fedeli la qualità del nostro Dio, che è una comunità di persone, non un individuo, ma una famiglia, una comunione di persone perfettamente unite. È la rivelazione piena del mistero di Dio. Mistero come realtà profonda che ci è stata manifestata. Non ci saremmo mai arrivati da soli, ma ci è stato comunicato che Dio è così. È Gesù che ha rivelato il Padre, si è rivelato come il Figlio e ha donato lo Spirito, che è la comunione del Padre e del Figlio. È il mistero fondamentale della nostra fede cristiana. Crediamo in un solo Dio, in tre persone uguali e distinte, perfettamente distinte ma perfettamente unite. È la possibilità di essere noi stessi come persone, ma pienamente unite agli altri in una perfetta comunione di vita. Il Vangelo, ancora secondo Giovanni, ci riporta per l'ennesima volta al clima del cenacolo e la liturgia attinge questa volta dal capitolo 16 altre parole pronunciate da Gesù durante l'ultima cena con la promessa del dono dello Spirito, sottolineando proprio questa dimensione trinitaria. Lo Spirito comunica ai discepoli ciò che è proprio di Gesù, ovvero ciò che è proprio del Padre, perché tutto quello che il Padre possiede, dice Gesù, è mio. E lo Spirito comunica a voi, discepoli, la possibilità di essere in comunione con il Padre e con il Figlio. La seconda lettura ci propone un altro brano della lettera ai Romani, splendido testo teologico con cui l'Apostolo Paolo precisa le realtà fondamentali della nostra salvezza. Già domenica scorsa avevamo letto il capitolo 8 come meravigliosa presentazione della vita cristiana nello Spirito Santo. Oggi ci è proposto qualche versetto del capitolo 5 in cui l'Apostolo dice che l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. E questo ci permette di essere in pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. È la nostra realtà cristiana di persone che entrano nella comunione delle tre divine persone e fanno parte di questa meravigliosa comunione divina. Andare a cercare la Trinità nell'Antico Testamento è impresa ardua, perché la rivelazione della Trinità divina si ha solo con Gesù e il dono dello Spirito e la riflessione dei padri della Chiesa. Tuttavia, nell'Antico Testamento ci sono delle pagine in cui si può riconoscere questa molteplicità in Dio. Non serve andare a cercare i passi dove si adopera il numero 3. Serve piuttosto riflettere su quelle pagine in cui ci sono delle realtà che sono Dio distinte da Dio. E ci viene proposto infatti una parte del capitolo 8 del libro dei Proverbi, uno splendido poema in cui è la sapienza personificata a parlare, come se fosse una donna, che racconta la propria origine, invita gli uomini ad ascoltare la sua lezione, è la sapienza, e dice
di essere stata generata da Dio come principio della sua via. Il versetto 22 è molto importante, è stato oggetto di dibattito fin dall'antichità. Nell'ebraico si adopera il verbo kanah, che vuol dire acquistare, ma anche fondare, e si adopera per generare i figli, con una metafora che adoperiamo anche noi, comprare un figlio. Questa sapienza racconta di quando è nata e dice di essere stata concepita come il principio, l'archè di tutta l'azione divina. Prima delle sue opere, dall'eternità fui formata. Concepita, formata, generata, quando ancora non esistevano gli abissi, prima del mondo, prima del caos. La sapienza c'era. Chi è la sapienza? Dio ha generato la sapienza e l'ha generata prima della creazione del mondo. Continua a parlare e dice: quando non c'erano le sorgenti, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata. Quando non aveva ancora fatto il mondo. Quando però il Signore creava, io c'ero. Quando fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, cioè creava la cupola del cielo, il firmamento, come grande calotta di cristallo che sorregge l'oceano superiore. Quando Dio ha separato le acque dalle acque e ha messo una base solida che trattenesse le acque superiori, la sapienza c'era. Quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso in basso, quando stabiliva il confine del mare, che arrivasse fino alla spiaggia e non oltre. La sapienza c'era. Io ero con lui come artefice. In ebraico si adopera un termine strano ed enigmatico. La traduzione italiana ha seguito l'interpretazione greca e ha reso con artefice. Molti altri studiosi preferiscono invece vedere il termine bambina. D'altra parte non ha senso che la sapienza si presenti come artefice che era vicino al creatore del mondo, e soprattutto perché dice: io ero la sua delizia, giocavo davanti a lui in ogni istante. Non mi sembra adatta l'immagine dell'architetto che gioca davanti al creatore del mondo. È molto più coerente la bambina che gioca davanti al suo papà, generata prima del mondo. Quando suo papà faceva il mondo, lei c'era e l'ha visto all'origine e ci ha giocato sopra. È un'immagine poetica. Dobbiamo leggere una pagina del genere con gusto poetico. Chi è questa sapienza? La parola di Dio, la sapienza, l'ispirazione, il verbo, il logos eterno, lo spirito. Dio e la sapienza. C'è una dualità, non un solo individuo. Dio ha generato la sapienza e la sapienza ha accompagnato Dio nella creazione. Nella pienezza dei tempi noi abbiamo compreso che la sapienza è il Figlio eterno ed è lo Spirito. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio, dallo spirito delle sue labbra, ogni loro schiera. E il Salmo 8 celebra la grandezza del nome di Dio.
Non c'è nessun accenno trinitario, ma c'è la meraviglia per il Creatore, dicendo che il suo nome è eccelso, splendido, meraviglioso. Il nome di Dio è il suo modo di essere, le sue persone in unità sono la meraviglia del nome di Dio.